Here we go. Vi col c***o. 22 e 22. Siamo a Napoli. Un burdello. Siamo morte fame. Che ma fa? C'ho una sorpresa per te, sali. La figurina. Voglio vedere. Comunque. No, io lo voglio vedere. Aspetta, però questa è una postazione che non vedevano da un sacco di tempo. Ah, mi è mancata. Allora, questo è un vlog serale, non so se ve ne siete resi conto. E i vlog serali sono sempre un po' particolari. Sì, però devi chiudere gli occhi. Chiudiamo gli occhi, ok. Vediamo che succede, ragazzi. Chiudi gli occhi. Ce l'ho chiusi. Apri. Oh, spettacolo! Ma è bellissima, cara. Ma è la Silver. Sì, dai un voto. Ma io è spettacolare. Voto 10. Bella, eh? YouTuber League, Shale Boom. Cioè, come se fosse la figurina dei calciatori. Dove la metti? Panini. Non so se mettermela in culo. Sto scherzando. No, la metto attaccata da qualche parte, al muro, che si vede un po'. Vabbè, quella è piccolina. Però è bellissima. Allora, adesso ti spiego quello che dobbiamo fare stasera. Spiegami tutto. Dobbiamo portare un tifoso juventino un po' strano, che dopo presentiamo, a mangiare la vera pizza napoletana in una delle migliori pizzerie napoletane. Ci obriamo noi la pizza, che già sappiamo. Sì. Quindi vedrete dopo. Il tifoso juventino a Juve è un po' particolare. Adesso lo vediamo. Molto Particolare. Allora, chi stiamo aspettando? Il tifoso? Belli, dove cioè, sono le 11:30, ha detto alle 10:30, ho detto alle 11. Ma dicono che al nord sono più puntuali. Allora è quando no. vengono a Napoli che si trasformano. Bravo, esatto, si è trasformato già 2 giorni che sta a Napoli. 500 metri, ma sono i tuoi 500 metri. Ah, i miei 500 metri. È da rivedere. Siamo in pizzeria, ragazzi. Dopo la facciamo vedere qual è. Mamma esagerato. La Lupi. Oh, è arrivato il nostro ospite. Siamo pronti per assaggiare la pizza di Porzio. Sociale, andiamo già. Cazzo, l'orario. Senti. Chi non salta Juventino, Salta, amico mio. Ti tagliati i capelli a Napoli? Ho tagliato i capelli a Napoli. Ti è piaciuto? Che taglio ti sei fatto? Taglio fresco. Oggi mi sento uno scugnizzo. Come mi sta? La merda. Ma vaffanculo. Parla quello che c'ha i capelli verdi oggi. Verdi. Cioè, ma che pulpito parli? No, oggi questi qua parlano. Vabbè, non importa. Bella decorazione, bello. 38 manca per me. Ti in mangi onore la pizza mio. davanti al 3. Io mangio. Io voglio il 3. Voglio il 3 sulla pizza. Glielo chiediamo. Voglio il 3 sulla pizza, 3 per gli scudetti. Bisogna chiederglielo per forza. Mi prendo io l'incarico. Io voglio il 3 sulla pizza perché 3 sono gli scudetti, 3 sono gli scognizi. 1, 2, 3 e 3 sono le pizze da mangiare. Andiamo, dai ragazzi. Vai, non me la voglio perdere per niente al mondo questa scena. Ragazzi, vengo per un trattato di pace. Un attimo, facciamo una cosa, non stiamo aspettando questo momento da tutti da 5 anni. Adesso lo fa con me. Chi non salta Juventino, Chi non salta Juventino, Chi non salta Juventino, Chi non salta Juventino, Siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi. Ma per caso abbiamo vinto uno scudetto? Salute professori! E chi lo salta è Juventino, chi lo salta è Juventino. Un altro coro, non va, dai. È lunedì, combinazione, andare in fabbrica al servizio del padrone. Oh Juventino, ciuccia piselli di tutta quanta la famiglia Agnelli. Oh Juve merda, Juve merda. Uno più bello dell'altro. Questi sono bruciati. Però puoi Questi dire una sono cosa, bruciati. cioè quello che trovi a Ma Napoli. no, qui è qualcosa di unico. Io ho detto, questo è un mondo a parte, nel bene e nel male. Perché Nel bene, dai. questo è uno stato a sé. E mo ti faccio assaggiare una delle migliori pizze napoletane. Guarda che stai prendendo una grande responsabilità, Io ho girato il mondo, ho mangiato tanti cibi. Io oggi mi aspetto di mangiare un cibo che mi rimarrà per la storia. Oh, Enrico Porzio, la Enrico storia. Porzio, La storia. La storia si scrive oggi. Vai, vai. Allora, non so se ti sei reso conto di fronte cosa c'hai. Ah, Di giusto. fronte proprio. Guarda. No, non sciale, sopra sciale. Non l'ho fatto apposta. Io mi sono messo davanti a sciale perché guardando lui con i capelli corti, gialli, verdi, la faccia, la culla, la voce, mi rendo conto di essere veramente bello. Però dall'altra parte mi sono reso conto che dietro, ahimè, c'è anche Napoli campione 2022-2023. Il terzo.
Vabbè, e sono 3, va bene. Dai, che quest'anno è conference, no? Va. Voi avete capito che sto mangiando una pizza? È un onore tuo, Sei tu che devi ringraziarmi. E state zitto. No, geneticamente il mio fisico, se fosse potenziato tanto, se fosse allenato, cioè assomiglia molto a quello di Ronaldo. Cioè io ho gli addominali scolpiti, ho dei pettorali che sono molto separati come i suoi. Poi qui sono come lui, cioè i capelli anche, il colore. Se io mi potenziassi, io avrei le potenzialità per diventare come Ronaldo, non come giocatore. Però esteticamente sì, potrei essere. No, Shaggy. Questo non dice solo le stronzate. Tu sei che assomigli Via web. a Lorenzo Insigne con quei capelli da. Vabbè. Non dirmi che perché tu ami ancora Lorenzo Insigne. Perché lo devo odiare? C'era andato per 4 milioni in più. Come ha fatte male? Ci siamo? Ci siamo. Sì. Mezzanotte meno 10, delle 3 sulla pizza, sai cosa fa? Mi butta direttamente sul castello dell'uovo. Vabbè, io gliel'ho chiesto perché mi sembrava giusto. Perché io sono un grande amante del Napoli, volevo festeggiare lo scudetto con voi. E il 3 mi sembrava un gesto carino. Se non è fattivo non è un problema, non si preoccupi. Vabbè, in ogni caso una margherita. Va benissimo. Vabbè, ci abbiamo provato. Quando lo ordini su Wish, come ti arriva nella realtà? È più bello, ragazzi. Un limone, va. La nota. Te sei una nota. Sì, 3. 3 pappine, 3 limoni, va. Facciamo il numero 3. Non ci credo, guarda. Si mangia la pizza per fare questa. Guarda come deve rovinare la pizza. Oh, mangia pizza, pensa al te lì. Mangia la pizza. Muore fame. Ora fame, ci a mezzanotte lo mangia una pizza. Vediamo qua come procede il lavoro. Ma boia. Cioè, meglio di Picasso, te. Dai, è bellissimo. Dedicaci un morso, dai, un morso di questa pizza così ci fai sapere in diretta com'è. Non come la taglia. Me la stai tagliando la Ma come la taglia? C'è l'altro pianeta, È uno spettacolo. Spettacolo. La pizza si mangia così. Da chi sta? Fammi vedere. Morso. Ok, adesso mangio anche la mia. Prima volta qui. Prima volta qui, ufficiale. La vedo pure bella, questa qua. No, bell'aspetto. Tra l'altro devo dire, non tutte le pizzerie oggi hanno gli ingredienti senza lattosio, quindi un punto in più già per questo. Bravo, esatto. Oh, lo devo dire. Porzio, tu sei il numero 1, spero di conoscerti presto, Porzio. Poi di questa parte qua, guardate qua. Bella piena, salsiccia sbriciolata, patate e mozzarella. Andiamo. Com'è, ci va? Mamma mia, Porzio, che combinato, mamma mia. Oh, tiene fame, ci va? No, io mi muore fame, che è diverso. Ah, ok. Ciao, chef. Stai zitto quando mangi. Vedi com'è la pizza? Ciao. Oh, allora, è finito, Pizza finita. Ho preso il dolce. No, aspetta, non me lo dire ancora, la pizza che voto gli dai? 9,5. 10? Perché no? Perché abbiamo fatto il 3. La mozzarella buona, si sente che è una mozzarella proprio da di Matera. Il pomodoro, vabbè, pomodoro quello di Frosinone, c'è il pomodoro qui in Italia. Lo facciamo solamente lì, quello ottimo. E vabbè, l'impasto, vabbè, di Empoli. Adesso aspettiamo il dolce. Aspettiamo il dolce. Tu sei una nuda. Si ambriaca senza bere. Luca, Rana Manain, stanno lo hanno cosa a mezzo che stanno chiudendo. No, vorrei parlare italiano perché sennò non capisco. Veramente non hai capito? dentro, poiché stanno cercando di chiudere, poi ti vorrebbero andare a dormire. Vabbè, adesso mangiamo il dolce, poi andiamo a vedere. Io vedo qualcosa attaccato lì sulla parete. Ragazzi, là sopra c'è qualcosa da andare a Avete vedere. vinto lo scudetto adesso qui. Facciamo i festeggiamenti, fuochi d'artificio. Esponiti, l'anno prossimo lo vinci o no lo scudetto? Cazzo ne so, ancora non abbiamo l'allenatore. Chi vorresti? Vorrei Luis Enrique. Non mi piace Garcia, non mi piace un ritorno di un qualsiasi allenatore, però io ho un nome, Galtier. Vuoi il nome che potrebbe far vincere la Champions al Napoli? Allegri. Chi potrebbe far vincere la Champions a Napoli è uno, Zinedine Zidane. Ecco, facciamo un mito. Zinedine Zidane ha vinto 3 Champions solo ed esclusivamente perché in squadra c'era Cristiano Ronaldo. Perché se tu togli Ronaldo da quella del Madrid, Zidane arriva al massimo ai quarti di finale, al massimo. Esponente di calcio Luca Ortelli. Oh, dolce. Tu che dolce ti sei preso? Io mi sono preso un malloppone che ha preso la Juventus al ritorno col Napoli. 1-0 era Spadone. Un tartufo classico. Ragazzi, croccante alla maniera. Buono. Bello, vero? È buono. Come si mangia a Napoli non si mangia da nessuna parte, dai. Segniamo un po' di napoletano ad Ortelli. Cristiano gelata ci cassa, faccia a patto. Faccio ho capito tutto. Vai, digliene un'altra. Ma volevo Napoli la vita. No, è pagato, è pagato. Allora, invito ufficialmente Giovanni Denso a Como per qualche giorno da me, cena, tutto pagato. Però venite, vi aspetto. Vabbè. Venite. Grazie Sciale, grazie chef. Grazie chef, grazie chef. Grazie chef, sempre più forte, sempre più forte, sempre più forte. Devo andare a vedere quando ci avete insegnato il calcio. No, questa ne è un'altra. Questa è un'altra. Questa è la partita che ha visto Ortelli, l'ha vista? Questa l'ho vista per davvero. Io ero lì. In un bar napoletano e mi hanno insultato tirandomi le moni. Il ciclone è caduto. Già hai dimenticato. L'anno prossimo ve ne famo 6. Si make you fall. Si make you fall. E voglio finisce qui. Aiuto!
Io finisce qui questo vlog. Spero che vi siate divertiti. Io mi sono divertito, è una bella ci siamo serata. divertiti, è stata una bella serata. Poi con Ortelli si sa, vogliono personaggi, scherziamo. E quindi è stato bello anche incontrarlo da vicino. Ti abbiamo fatto assaggiare la pizza napoletana. Quindi lasciate un bel mi piace, un bel commento. Ma raccomando, iscrivetevi al canale Super Allan che è gratis e attivate la campanella. Io, ciao!